È una fredda mattina d'inverno e pochi temerari hanno il coraggio di mettere il naso fuori di casa. È la stagione dei cappotti in tutti i sensi e i nostri eroi decidono di organizzarsi per cappottare da riva facendo finta di insidiare Mormore e Orate. Ma c'è qualcuno che non è d'accordo e preferisce scegliere un altro tipo di cappotto. Beh, Alex, dai, adesso prima di andare a cappottare a Mormore, vediamo se c'è qualche serra qui. Che Matteo mi ha detto che c'è il disastro di serra. Il disastro? Sì. Il disastro di Serra, un nuovo entusiasmante film della Gudo Terror. Sì, ma sai che insomma Matteo non è proprio attendibile, insomma. No, hai ragione, infatti, sì, è lì. Comunque, vediamo, dai. No, dai, facciamo 4 lanci, Sì, vediamo. sì, guarda qua, una bella apposta. Tanto, insomma, chi ci corre dietro? Il bello di questa stagione è che si può cappottare in qualsiasi tipo di pesca. Si può infatti cappottare a sparidi, a ciprinidi, si può cappottare a qualsiasi cosa, compresi marlin da riva e ricciole a bolognese col mais in foce. Ma un vero pescatore della domenica è sempre meticoloso nelle sue scelte e sa sempre programmare con consapevolezza il proprio cappotto invernale. Però è anche vero che a tutti, prima o poi, può capitare di trovarsi nel posto giusto al momento giusto e questa volta è successo a noi, ma assolutamente impreparati e con suprema ignoranza. Porca Cessinz! Buongiorno! Che culo? Non dovevo un godino. No, Bene. bene. Altro di peso, su! Che fa una canna. Mamma mia. Eccolo. Neanche il tempo di gustarsi la cattura che Sitch mi lascia lì con il suo serra e si rimette immediato in pesca, tanto che non si capisce che sia in frenesia. Il serra o lui? Piccolino. Mi scusi? Ma io sono allibito, adesso Anch'io, devo dire la verità. sono veramente allibito di queste cose. Scusa, non le fare. Prego, faccia. Un colossal giriamo oggi, insomma. In film. Ne vuoi uno in diretta? Sì. Eccola. Ce l'hai? Sì. Ferrata al volo. Guarda che salti. Inarrestabile Capitan Sitch, 3 bei pesciotti uno dietro l'altro e attacchi micidiali quasi ad ogni lancio. L'acqua sembra ribollire, ci stiamo divertendo come matti. È un momento di frenesia collettiva, i pesci in acqua e noi sulla riva che gli tiriamo pezzi di plastica in testa come se non ci fosse un domani. Ma da lontano sento Matteo urlare cose incomprensibili, capisco solo la parola guadino. Ma io mi chiedo, ma quale razza di pescatore va a spinning a serra senza portarsi via un cavolo di guadino? Ah, sì, che pirla, vero, un pescatore della domenica, certamente. Il guadino un optional. Ma sai che io ne ho uno in macchina? Utile. Ma io non pensavo che prendevate.
Pensavo mi pigliavate per il culo. E adesso vediamo. Tecnica. Tecnica, stile, capacità. Il recupero a mano. Oh, vai Matteo, facci vedere la preda. Oh, Il serra. il serra. Vediamo. Sono questi serra invernali. Funzionano? È molto divertenti. Sì, no? Facci vedere ancora un attimo questo pesciotto. Quanto avrà questo, Matteo? Sul mezzo 7-8 chilo? eti. 7 eti, dai. Beh, Dopo si dice sempre di più. Che mattina incredibile, che fortuna sfacciata, che tecniche, che finezze. Ma torniamo un po' dal nostro capitano. Bon, senti, cosa hai fatto? Non mi dici niente. Cavolo. Hai cambiato artificiale? Ho cambiato artificiale perché non gli danno più. Ah, Quindi sempre roba piccola, sì? contrariamente a quello che questa pesca insegna, che dicono tutti mommotti, 190, 1000 centimetri. Boh, ma non sono serre enormi, per cui magari va anche bene. Tra l'altro in questo periodo il lizard è teatro di un'invasione massiccia di microcefaletti, per sì. cui l'artificiale che noi useremo effettivamente dovrà avere le dimensioni del pesce che in questo momento loro stanno insidiando. Hai pienamente ragione. E allora via, all'attacco! Io però ho visto che nel momento in cui tu lanci e l'artificiale tocca l'acqua è il momento in cui c'è il vero e proprio attacco. Poi Sì, in esatto. realtà si limitano a correre Sì, sì, dietro. O gli danno subito o stai tranquillo che non gli danno. Corrono dietro incuriositi, però Già. Sembra si siano fatti più furbi. Questo tipo di pesca risulta relativamente nuova per noi. Il serra infatti non è mai stato finora un assiduo frequentatore dei nostri mari e solo da qualche anno ha iniziato a fare le prime timide apparizioni e da poco ci siamo resi conto dell'effettiva portata di questa incredibile invasione di massa. Trovarli poi nello stesso spot in cui si possono insidiare lucci e carpe, beh, fa un certo effetto. L'acqua del lizard infatti è salmastra, con uno strato superficiale di acqua dolce e una profondità media che va dai 4 ai 10 metri. In inverno questo spot si farcisce di milioni di piccoli cefaletti che trovano qui riparo dal freddo, dal ghiaccio e dalle mareggiate. Una vera e propria manna per questo squadrone d'attacco stile Panzerfaust di voraci e famelici serra. Le loro finestre temporali sono estremamente limitate però. Mezz'ora di fuoco e fiamme. E poi il nulla. la prima parte della nostra mattinata è finita. In realtà il target di oggi era davvero tutta un'altra cosa. Dovevamo andare a pescare a fondo da riva a mormore e orate, cosa che non è successa perché ci hanno detto venite, lui ci ha detto, venite pieno di serra, e così effettivamente è stato. Il serra è un pesce fastidioso, mangia all'alba e al tramonto. Siamo arrivati quindi alla fine del cambio di luce, abbiamo preso quello che c'era da prendere e poi l'attività si è di colpo fermata, non c'è stato più verso di vedere nemmeno un'attaccata, quando in primi lanci invece c'erano sempre 4-5 pesci che correvano dietro il nostro artificiale. Come vedete adesso loro stanno lanciando così inutilmente per bagnare un po' le esche, per far prendere un po', come dire, aria, anzi acqua a delle esche che da troppo tempo erano inutilizzate. E noi ci torneremo questa sera, mentre Capitan Sitch come sempre va a lavorare, ma noi torneremo, è vero Matteo? È vero Enrico? I pescatori della domenica ritorneranno, mentre Sitch giustamente sarà a lavorare come sempre. Noi adesso nel frattempo smontiamo tutto, perché tanto qui ormai non vale più la pena rimanere, e andiamo finalmente a pescare le nostre mormore per collezionare un nuovo cappotto targato Good Hotel. Andiamo! Come dicevamo prima, ognuno ha diritto di scegliersi il proprio cappotto e potrei raccontarvi di come abbiamo pescato a fondo a orate e mormore senza vedere lo straccio di una mangiata. Ma perché perdere tempo con questa storia inutile quando possiamo raccontarvi il delirio che è successo dopo?
Hai preso il branzino. Eh sì, e ho preso il branzino. Cercavo i serra e ho preso il branzino. Bene, non fa niente. Ma che bella sorpresa. Fermo lì. Brasinetto. Un piccolo branzino. Cosa ci facesse là tutto solo in mezzo a quel squadrone della morte di serra incazzati neri lo sa solo lui. Enrico, come sempre, dimostra di avere un gran culo, senza contare che l'artificiale che sta usando gliel'ho dato io, scegliendo con cura quello che lo avrebbe fatto cappottare con i serra. Wow, Enrico, che bel garbuglio. Devo ringraziare il branzino. No, vabbè, giusto, io l'ho allamato. Lui si è vendicato, almeno non mi ha affettato il pollice come a te in Croazia. Ma ti ricordi tutti, i miei danni, tutti? Tutto, perché io sono un grande fan e amico della Gudoterro. Grandissimo. Spero. Tra l'altro anche insomma carino, devo dire. Grazie di esserti fatto preso da me. Guarda che bell'occhio, guarda che bel pesce. Enrico, abbiamo fatto proprio bene a tornare qui. Abbiamo fatto bene. Nell'istante in cui tu l'hai preso, un attimo prima a me ha tranciato il filo e si è portato via tutto. Oh, ma ce n'erano tanti, adesso tentiamo di prenderne ancora un po'. Sì, questo è poco ma sicuro. Grazie. Giustamente anche Enrico non vuole essere da meno. Quando è il momento giusto non c'è più tempo di ragionare o di ricercare qualche finezza. Si tratta solo di bombardare di plastica uncinata le teste di questi bulli irriverenti. Ma Capitan Sitch, tu pensi che noi ti chiamiamo? Quando vieni. Quando vieni. Finiscono. E che quando hai trovato il punto giusto, dove c'è il pesce, ovviamente, arriva sempre l'amico rompiscatole che si mette a lanciarti sopra e lancia che ti rilancia proprio nel momento meno opportuno. Accade puntualmente il danno. Ma no! Mostralo alla telecamera e pentiti. Guarda così fatto, fai vedere. Guarda cosa... Guardate! Togli la mano, fai vedere bene, vergognati! Niente da fare. La finestra temporale della frenesia si è chiusa velocemente come è apparsa e purtroppo l'abbiamo sprecata per ingarbugliarci e rifare le montature. Che ci volete fare? Siamo come i bambini. Se uno prende, l'altro è moralmente obbligato a lanciargli sopra e sperare nel bis. L'ora inizia a essere tarda, il sole inesorabilmente sta scomparendo portandosi dietro quel minimo di tepore che ci ha almeno un po' graziato in questa fredda giornata invernale, ma ecco tornare un altro abitatore invernale dell'Isert. È tornato il nostro capitano, ma scusa, ma tu non devi andare a lavorare? Sì, ma il lavoro può aspettare. Il lavoro può aspettare.
Ma secondo voi, con uno spot così gremito di Preden, noi potevamo starcene tranquilli a casa al caldo? No amici, sveglia di nuovo all'alba ed eccoci pronti per una nuova giornata di caccia al Serra. E nonostante un pallido sole inizi il suo viaggio quotidiano, oggi fa un freddo ancora più penetrante e una bella sorpresa ci stava aspettando. Mai una gioia. È una gioia alzarsi presto e trovare il ghiaccio. Ecco. E i Serra sotto che spingono. Mamma mia. Ma come si fa? Allora, Adesso avevamo l'artificiale sopra il ghiaccio. Sì. E il Serra sotto che spingeva. è stata una scena veramente Sì, epica. sì, Sì. Niente, so che non si dovrebbe fare, ma io lancerò 2 sassi in acqua. No, rovini lo spot. Quindi nello spot peschiamo sopra il ghiaccio. Va bene. Sì, cioè, Senti, non è che- però io vorrei dire una cosa, no? Allora, Marche non è venuto con noi e ci ha augurato buona pesca. Dovevamo andare a Cordovado e il lago era ghiacciato. Siamo venuti in Licia e l'isola era ghiacciata. Adesso io non vorrei dire, ma secondo me è da picchiare Marche. Sì. Sì, assolutamente, nel dubbio, perché nel dubbio picchiamo Marche. Che tragedia! Siamo nell'impasse più totale. I Serra sotto il ghiaccio che corrono dietro ai nostri artificiali e le nostre esche che non riescono a penetrare il leggero strato di ghiaccio formatosi. Ed un supplizio assistere a questo strazio, vedere questi poveri pescatori della domenica combattere contro le forze della natura e naturalmente perdere. Beh, ragazzi, i Serra ci sono, eh? Riprendi artificiale, ti prego. Guarda. Mai una gioia. Mai una gioia, never a joy. Si dice che alle volte è solamente questione di rompere il ghiaccio. Confermiamo. Capitano? Oh, sei riuscito a rompere il ghiaccio praticamente. È una situazione surreale. Fa un freddo cane, abbiamo le mani congelate, peschiamo ugualmente sopra il ghiaccio e più pesci prendiamo, più ghiaccio rompiamo e di conseguenza riusciamo a prenderne ancora di più. E mi vedo già tra 20 anni con un vecchio Capitan Siege ancora a parlarne. Oh, ti ricordi quella volta in Lizard? Mamma mia, che guerra! Poi basta frequentare un po' i vari gruppi di pesca online per accorgerci che sempre più spesso si sente parlare di pescate in mezzo a veri e propri banchi di centinaia di esemplari e sempre più spesso si spingono verso nord, anche qui nella Venezia Giulia, il punto più a nord-est dell'Adriatico. Ad ogni modo, possiamo risolvere il problema insieme. Per scoprire come, seguite il link alla nostra ricetta su come cucinare il pesce serra al forno e noi ci vediamo tra qualche settimana con un nuovo video. Bene, insomma, la prima parte della nostra giornata è finita. Sì, mi hai fatto Sky on Demand. Scusate, sto facendo un film. State zitti.